Al via a Caltabellotto la prima edizione della manifestazione Pace Feste, 30 anni senza. I luoghi interessati sono Agrigento, Catania, Caltanissetta, Trapani. Si racconta la mafia, un'interessante iniziativa portata avanti dal collega giornalista Gero Tedesco in collaborazione al dibattito con Franco Castaldo, Giuseppe Martorana, Angelo Vecchio. All'iniziativa saranno presenti diversi ospiti illustri che hanno lottato contro la mafia, come il procuratore Grasso, Guarnotta, Sava, Puleio, e diversi gli ospiti qualificati che parteciparono a questa iniziativa che dura diversi giorni a Caltabellotta. È tutto pronto per il Pace Fest, ecco da che cosa nasce l'idea? L'idea nasce appunto da ricordare quest'anno come prima edizione le stragi del 92, infatti abbiamo molti ospiti che hanno nel corso degli anni lottato la mafia, come magistrati, giornalisti, scrittori che sono occupati appunto della lotta alla criminalità organizzata. Avremo Pietro Grasso, il presidente Guarnotta, il procuratore generale di Palermo Sava, il capo della DDA di Catania Puleio. Ovviamente saranno delle giornate diversificate in cui ci saranno talk, presentazioni di libri, proiezioni documentari, e quindi è un'edizione che, anche se la prima, si può annoverare, diciamo, come i grandi festival nazionali, e questo ci riempie d'orgoglio che a Caltabellotta abbiamo trovato un clima perfetto per questo tipo di iniziativa, perché ci è stata data carta bianca per la realizzazione del festival, nessuna intrusione politica perché noi di Fuori Riga appunto siamo lontanissimi dalla politica. La mafia è cambiata tanto ad Agrigento, cosa è cambiato appunto? Dalle stragi del 92 ad oggi è cambiato il mondo, e non solo è cambiata la mafia, il modo di reagire della gente verso questo fenomeno criminale. C'è un rinnovato senso di rivalsa da parte della gente, un diverso sentire rispetto al fenomeno della mafia da parte della gente comune, e c'è la voglia di combatterla. Però ci sono delle sacche che resistono, vedi sì, la latitanza di Matteo Messina Denaro per esempio, o un insabbiamento che è noto in questi ultimi tempi, pochi fatti di cronaca, quasi niente omicidi. Oggi si parla di un tema importante, pesante, si parla di mafia, quanto è cambiata negli anni, sono passati più di 30 anni dalle stragi. Non è cambiato nulla dal 92 a oggi, niente completamente. Qualcosa è cambiato da inizi degli anni 50, dal secolo scorso agli anni 90. La mafia rurale si trasferì in città, quindi si industrializzò la mafia. Quindi lasciò i pascoli e si concentrò, l'interesse si concentrò tutta sull'edilizia, sulla cementificazione di alcune città, di diverse città, soprattutto delle periferie, dove una volta c'erano giardini, spuntarono come i funghi i palazzi. Si parte con un tema importante, pesante, si parla appunto di mafia. Oggi quanto è cambiata la mafia a Caltanissetta? Ma è cambiata come è cambiata del resto in tutta Italia, perché la mafia si evolve sempre. Ha capito che certi canali non andavano più frequentati, come ad esempio quelli della politica, non si è più appoggiata alla politica, ma probabilmente è entrata in politica a Caltanissetta come del resto in tutta la Sicilia. La mafia è diventata ancora più pericolosa perché è più subdola, infatti fatti eclatanti non ce ne sono più, si è, come aveva indicato Provenzano, sommersa, ma il pericolo è sempre costante.